in Veneto abbiamo 328.000 circa anziani non autosufficienti over 65, di cui 46.000 hanno fatto accesso almeno un giorno in un anno per quanto riguarda le strutture di residenzialità. Abbiamo tantissime persone, 145.000 non autosufficienti che sono assistiti a casa, a domicilio. Il più grande ospedale però è proprio il domicilio. Noi dobbiamo assolutamente intervenire e aumentare i fondi. Occorrono subito 100 milioni di euro per aiutare le case di riposo, le strutture che ospitano questi anziani non autosufficienti gradi, ma nello stesso tempo dobbiamo anche investire sulle famiglie. Perché? Perché da una parte ci sono pochi posti, abbiamo circa 10.000 anziani in attesa in Veneto per quanto riguarda le strutture di residenzialità e abbiamo tantissimi anziani a casa con pochi accessi a persona di cure domiciliari. Per cui una riforma complessiva serve fare la riforma delle IPAB, investire molto di più, ma soprattutto partire con un tavolo dove sindacati, parti sociali, regione, rappresentanti dei familiari e delle strutture si ritrovano per risolvere veramente questa situazione che sta diventando un rischio esagerato per il nostro Veneto.